Il 3 novembre del 2015, pardon, ci fu per un mese l'esercitazione della Trident Jump Tour e decidemmo di andare lì dopo che 20 fogli di via avevano allontanato militanti antimilitaristi e contro l'occupazione militare dal territorio di Teulada. Quanto è importante ricordare Pratobello nel 69, quando la popolazione orgolese decise di occupare i campi di Pratobello per impedire che ci fosse un'occupazione da parte dei militari per creare un poligono permanente di tiro. Settimane in cui la popolazione difese quel territorio, tutti quanti insieme, i pastori che in quei territori lavoravano e il resto della popolazione che non voleva i militari in quelle zone. E allora ricordiamo Pratobello, ma ricordiamo Teulada anche, e soprattutto ricordiamo Capofrasca, perché è quello che ci ha dato la forza per essere qui, per decidere di unirci a Bauladu come a Foras. E allora questa del 2 giugno vuole essere una di quelle manifestazioni dove andiamo in tante e tanti a rivendicare quello che abbiamo fatto questi anni, il blocco delle esercitazioni, l'invasione. Questo 2 giugno lo porteremo avanti anche gli anni prossimi, fino a quando ogni centimetro di questa terra non verrà abbandonato dai militari, fino a quando non verranno compiute le bonifiche, fino a quando non ci verranno dati i risarcimenti per i danni fatti, fino a quando ogni esercitazione non sarà bloccata e verremo liberati dalle servitù militari. Pronto sto io t'ho chiusa Capofrasca, figa un'altra macchina che conta non si basta. Si passa da rienti, senti sotto i salto su di tutta tutti con noi, la maniera che sarà, ma non me la posso
già più privato, a me come la palla vedere la guerra contro la prepotenza e inizia la pazienza del popolo a mancare. Dammi una mano, aio che ci infuochiamo, ci mobilitiamo, andiamo tutti in piazza alle manifestazioni. Questa nostra cultura, con sa chitarra zamora chilena, sarra cantina zamora portoricana, porque el pueblo de Vieques es un pueblo hermano, si te agrada tu solo estando, hasta esa mano. Così non sarà più boom 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 boom, le reti vanno giù, entriamo nella base così non sarà più. Entriamo nella base così non spara più. Sapete già?
non suffogare, nella base voi non sparate più, dei paesi e cercava stracci e busti territorio è occupata, è sotto sovranità di altra gente, di altri che si riconoscono in una bandiera diversa da quella del nostro popolo, della nostra nazione, della nostra cultura politica, musicale, del nostro modo di camminare, di parlare, di essere con la gente. Sono degli estranei venuti così qui con un'altra bandiera e sotto quella bandiera loro oggi festeggiano la festività della Repubblica, come se ci fosse per loro sì una liberazione, per noi una continuazione dell'occupazione, cioè siamo passati da sotto un regno inventato a sotto una Repubblica, sempre però sotto lo stesso Stato, sotto la stessa sovranità e sotto lo stesso modo di procedere imperialista e tenere i territori della Sardegna in soggezione. Alla nostra sinistra le caserme dove vengono stoccate le truppe di occupazione. Questa è la nostra situazione. Bisogna entrare in quel palazzo, buttarli fuori come cose che non finiremo sulla compiuta e allora sarà il momento che passeremo la scopa in Viale Trento e in Viale Roma. Afuera, la barbarazzeria, sfruttadora, afuera, la barbarazzeria, occupadora, afuera, la barbarazzeria, occupadora.
sta? Senza grandi storie forse un po' coder brother. Siamo quelli caldi. Non potrò mai. Di me c'è solo una foto di me nel buio, io che non sono mai stata, mai in aria, le parti del corpo scritte male, scollegate, il tutto non ha equilibrio né unità, ed è meglio buttarla, questa pallottola di carne, senza senso. Nessuna medicina ha mai avuto nemmeno una scelta, mi hanno negato persino la possibilità dell'inferno. E filtrano oltre i vetri, gli occhi degli occhi, riprendono colori, scomporre, scorrono su ogni spirale, errore madornale nella trama. Oltrepasso i muri, le ombre delle voci dei bambini, le onde del vibrare delle bombe. Per 50.000 euro all'ora, offresi poligono sperimentale, interforze di... Non puoi partire le manifestazioni, non puoi esprimere il dissenso, fermare i manifestanti prima dell'arrivo delle manifestazioni, sono i modi che stanno cercando di mettere su per finire di spegnere anche le ultime voci. Quindi faceva i treni d'accordo, di protesta contro questo sistema. A quali militari? A quale brava gente? Soldati assassini! Gallo e a metà